fascismo è arrivato tra capo e coda da pochissimo, cioè francamente sapevo di quest'opera ma non avevo mai aperto lo spartito, non ce l'avevo. Mi hanno chiamato ai primi di agosto chiedendomi se potevo interpretare questo ruolo. Mi interessa il tipo di repertorio perché ho fatto molti autori del Novecento, soprattutto italiani. Adesso dopo qua vado a fare il prigioniero di Della Piccola ancora. Mi piace molto la scuola italiana ed è una scuola che purtroppo per colpa del fascismo è stata soffocata, ma noi abbiamo perso degli straordinari operisti e abbiamo un po' interrotto una continuità che non sarebbe stata interrotta, perché gli operisti degli anni 30 hanno scritto della musica strabiliante che però non viene eseguita perché c'è stato un po' questo bel problema. Quindi ho detto sì, mandatemi lo spartito, la guardo. All'inizio non l'ho capita, nel senso che mi sembrava un insieme di citazioni che in effetti ci sono. Se non senti già l'orchestrazione non ti rendi abbastanza conto di cosa c'è dentro. E poi me ne sono invece follemente innamorata perché è secondo me volontariamente un omaggio alla grande scuola italiana verista e della giovane scuola italiana. Lui è stato allievo di Respighi, voglio dire, cavoli, un gruppo di intellettuali, di musici straordinari. E poi ha fatto un'incredibile ricerca sull'etnia sarda e sulla musica etnica in Sardegna, che è musica colta, non è musica popolare, la musica sarda. Ha delle forme molto precise, delle metriche precise, non è casuale, non è trallallera come si può pensare. Semplicemente se uno pensa soltanto alla musica per la Oneidas è antichissima. È tra le forme più antiche, ed è una forma che ha, non tutti lo sanno, ma esiste una scrittura antica del Nodas di Laoneidas. E comunque quest'uomo ha scritto, io dentro questa opera ci sento tutto, il passato nostro arcaico, il passato della musica italiana, il futuro della musica, ci sento il musical, ci sento il film, ci sento la colonna sonora. E lui è stato straordinario. Questa opportunità mi ha fatto venire voglia di ricercare le sue liriche per canto e piano e di inciderle, perché forse con presunzione credo che un artista sarda possa comprendere completamente quella sensibilità un po' timida, ma molto profonda che trovo nella musica di Portino. Allora, Davide, intanto devo dire una cosa, che Davide io lo conosco in occasione della mia prima recita di Tosca. Lui faceva Spoletta ed era magro, un ragazzetto fino. Sì, tenore, un bel tenore, tenorino, bravissimo in scena ovviamente. È meraviglioso avere un cantante che è un regista, e un regista che è cantante, insomma, dire quale delle due cose. È una persona che ha una cultura enorme, che ha un amore enorme per quello che fa, per la musica, per il teatro, per le persone che ha davanti. E da torinese, non so sarà perché c'è il regno sardo per il piemontese, ma comunque è riuscito a cogliere l'anima nostra. Ne ha una sensibilità, ne ha capito la sensibilità, ne ha capito la durezza, ne ha capito la dolcezza, ne ha capito la mestizia. E io so che piangerò alla fine di quest'opera, perché arriva all'anima, arriva dritta all'anima. Spero di riuscire a fare il lavoro a fondo, al 100%, anche per il coro. È un'opportunità incredibile, perché è un inno alla sardità, è un inno alla libertà, è un inno al rispetto, è un inno all'amore fra le razze, perché la vicenda si svolge tra questa, io fatalità sono sarda ma faccio la berbera ionia che è la straniera e due persone, questi due ragazzi di popoli nemici
si incontrano, si trovano, si amano follemente. Il primo amore è un amore assoluto che non riesce a essere arginato da nulla, neanche dai doveri sociali, neanche dalla differenza razziale e quant'altro. È il canto dell'universo a un certo punto, che piange la morte di questi due ragazzi. Allora, cosa vuol dire? Che la morte è un atto sbagliato, la guerra è un atto sbagliato, sempre e comunque. Quando qualcuno muore, l'universo piange. E forse dovremmo pensarci, perché questa guerra in Siria non è una cosa opportuna, secondo me, perché la paura è una cattivissima consigliera, perché Cristo 2000 anni fa diceva che la violenza genera violenza e che comunque se vuoi combattere qualcosa non è con la spada che lo fai. E la cristianità è cresciuta sino ad oggi e lui è morto a 30 anni, 33 anni, quindi voglio dire, ha fatto un lavoretto di 2 anni e mezzo e dura ancora, e ne parliamo ancora. Allora vuol dire che forse c'aveva ragione proprio lui, Dovremmo riflettere, chi crede e chi non crede, che se una verità pacifista come quella del cristianesimo ancora dà frutti, credendo o non credendo, ma l'essere pacifici, l'essere accoglienti, l'essere tolleranti, produce. E noi stiamo rischiando un conflitto mondiale, per che cosa? Per sedarne uno locale? È molto disdicevole quello che viene fatto, ma non è certo aprendo un conflitto che questo si risolverà. E Porrino casca proprio a fagiolo perché parla di questi temi. Il libretto è suo, l'ha scritto lui, e cavoli, fa pensare ai suoi ideali, agli ideali di una persona che è nata prima della prima guerra mondiale ed è morta subito dopo la seconda guerra, ne ha viste 2 di guerra, forse dovremmo tenerne conto.